loro, lo sapete, tornano a trovarci sempre più spesso perché sono veramente bravi. Ma che dico bravi, bravissimi, e prendo in prestito è una delle frasi al contrario del nostro Paraci, e abbiamo tanto da ridere e siamo pronti a farci coinvolgere dalla comicità, talvolta assurda, ma sempre molto 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 efficace, di Mariangela e Senza Radio! Qua, questo è l'ufficio investigativo, ragazze, attenti! A cosa? Ma no, attenti la postura, attenti! Ecco, così, oggi noi abbiamo un caso molto particolare, perché la gente Vasco te sgama, perché Vasco te sgama prima o poi, ci sono delle particolarità molto importanti. Noi siamo agenti speciali, con un corpo speciale, dotato di armi speciali, da usare solo in occasioni speciali. Oggi c'è il caso di quella rossa, quella con i capelli rossi, di origini russe, che la notte non russa, la risata grassa ma non è grossa, e quando passa fa venire la tosse. Perché? E perché faceva rima con grassa. Avete visto? Che fa venire la tosse? Assistente 1, l'assista, la faccia accomodare. Assistente 2, mi assista, mi faccia accomodare. Allora signora, veniamo subito a noi. Appunto. So che il caso è molto particolare. Eh sì, io premura, veloce. Veloce. Qua intanto mi compili il modulo, se no non posso lavorare. Nome, cognome e codice di Vabbè, me la dia. Cosa le devo dare? La penna. La penna, certo. Ok. Scriva. Ma scriva piano, per favore. Oh, ma perché? Sono dati sensibili. Va bene. Ecco. Che insensibile la mia assistente. Mi dica come si chiama? Allora, io sono la signora Pacco. E Pacco in ballo. Pacco in ballo, si occupa di imballaggi. Ma cosa c'entra? Mio marito era un ricchissimo imprenditore. Lei mente. Accusata dell'assassino di suo marito. Come fa ad essere sposata con un defunto? Ma quando l'ho sposato era vivo. Ottima osservazione. Quindi diceva suo marito è ricco? Sì, molto ricco, molto. Comunque lei mi deve aiutare, capito? Sì, signora. Io sono un uomo che va subito al sodo. Oh. Io, bel cocco, lo preferisco alla cocca. Coccone. Tenga Gallia, tenga assistente, prego. Allora, ricapitoliamo, dove si trovava lei, nel luogo del delitto, A casa, mi trovavo a casa con mio marito. E ha assistito tutta la scena? Sì, tutta la scena, è entrato l'assassino e ha sfondato la porta. Ah, e lei quindi ha visto morire suo marito e non l'ha aiutata? No, non c'è stato bisogno, l'assassino era talmente bravo. Ottima osservazione questa. Ricapitolando, allora, suo marito era ricco. Sfondato. E l'assassino è entrato da una porta. Sfondata. Adesso lei è ricca. Sfondata. Che culo. Sfondato. Basta, non ho capito una cosa. Lei è in un mare di guai, signora. Cosa posso fare io, che sono Vasco te sgama, agente segreto di un corpo speciale, con un corpo speciale, dotato di armi speciali, da usare solo in occasioni speciali? No, Vasco, io non c'è casco, Vasco, non c'è casco. Che adesso anche oggi sono colleghe, Elisa Procaccianti e Rosy Pavone. Ma che brave! Con me nella mia scuola. Allora io so Grand Tour. Ecco, grazie. Mi hai dato il là, hai fatto un tour e si ispira un po' le scene che quella facciamo anche noi nel nostro festival del Cabarettiamo. Che bello che ricordiamo ogni settimana. Lo spettacolo si chiama 3 in Black, ci siamo io,
la Mariangela, Angelo Canzone che salutiamo e il nostro corpo di ballo. Ma che bravi! Vi seguiremo, grazie a